racconto esclusivo di Milan Super Classic con la collaborazione e la gentilezza della Domenica Sportiva della stagione 1968-69 riparte dal 1 dicembre 68. Avete visto rombo di tuono, così come lo chiamava all'epoca Gianni Brera. Milan-Cagliari, scontro al vertice della nona giornata del campionato di Serie A. Milan reduce dalla sconfitta di Bologna. Il Cagliari era un Cagliari che stava diventando importante. Il suo allenatore Scopigno stava facendo in questa stagione le prove generali dello scudetto che la formazione sarda avrebbe vinto l'anno dopo. Quel 1 dicembre 68 in campo a San Siro, Cudicini, Anfiletti e Maldera, Rosato, Malatrasi, Fogli, Ambrin, Lodetti, Sormani, Rivera e Prati, l'allenatore Rocco, l'arbitro Lobello, che in qualche modo finisce per influire anche nell'azione come da personaggio. Qui un bellissimo recupero di Gianni Rivera, è inflessibile l'arbitro. Concede il calcio di punizione a favore dei cagliaritani. Cagliaritani che in formazione rispondono con Albertosi, Martiradonna e Longoni, Cera, Nicolai, Longo, Nenè, Bruniera, Boninsegna, Greatti e Riva. Ecco Boninsegna prima del suo trasferimento all'Inter, esordio in Serie A, prima partita nel Milan per Gino Maldera. Gli anni 60 e 70 sono stati pieni di Maldera per il Milan. Prima Gino, poi Attilio, quindi Aldo, protagonista indiscusso dello scudetto della Stella rossonero, stagione 1978-79, esattamente 10 anni più tardi rispetto a questo campionato. Avete visto il salvataggio di Anfiletti, qui c'è Rivera in possesso palla, Nenè retrocedeva anche per coprire davanti alla propria area di rigore, a terra Prati, figurarsi se Lobello assegna un rigore del genere. Calcio d'angolo battuto dal Milan, Cagliari che allontana, recupera palla Gianni Rivera, che vogliamo pensare, vogliamo ipotizzare, vogliamo buttar lì, probabilmente stimolato anche dalla presenza dell'arbitro, quasi suo controllore fisso, sciorina i colpi del suo repertorio a ripetizione. Intanto salutiamo anche il ritorno in squadra dopo un lungo infortunio dal primo minuto di Kurt Ambrin. Kurt Ambrin era stato titolare fisso del Milan nella stagione precedente e questa contro il Cagliari alla nona giornata di andata, la sua prima partita in campionato. Dunque Kurt Ambrin, uccellino, un simbolo del Milan di quegli anni, si ripresenta l'attenzione dei tifosi alla nona giornata. Era importante per il Paron recuperarlo anche in ottica Coppa dei Campioni. Milan che continua ad attaccare, la palla finisce fuori, Albertosi richiama i suoi difensori, il Paron Rocco incita i giocatori del Milan, li vuole diversi, più attenti, più concreti, più importanti in avanti. Qui Piero Prati cerca di arrivare per primo sul pallone, ma la traiettoria favorisce Martiradonna. Primo tempo che si chiude sullo 0-0. Era un Milan, quello della stagione 68-69, che soprattutto all'inizio non segnava. Infatti, arrivati alla nona giornata di campionato, possiamo contare da parte della squadra rossonera 11 gol in 9 partite. Non sono tantissimi, soprattutto se si pensa che 7 di questi 11 gol sono arrivati in 2 sole partite, contro il Verona 3-1 e contro il Vicenza 4-1. A parte i confronti con le squadre venete, in 9 partite il Milan ha segnato soltanto 4 gol e probabilmente era una squadra che segnava gol pesanti, quella del 68-69, nessuno lo mette in discussione, però era un Milan diverso rispetto a quello della scorsa stagione che aveva più facilità in zona gol. Qui la palla va dentro per la seconda domenica consecutiva, annullato un gol al Milan, era successo anche a Bologna. Qui non ci sono però grandi proteste da parte dei giocatori rossoneri. Contro il Cagliari finisce 0-0, un altro scontro al vertice senza gol, rete annullata anche ai sardi come abbiamo visto, finisce 0-0, era finito 0-0 anche l'altro scontro al vertice con la Fiorentina. Audio Jungle.